Saluto a tutti e ben agattados. Sa pandemia ha scalabrato un po' su mondo che conoscimos, mortos a montones, malaidos e gente che ha perduto su triballi. E sa società è stata cambiata, sa persone non tene più sicurezza per su triballi, sa salute, su spizzino, sa sofferto e su soffrendo in meda. Inserrato spodem por meda in domo e che sa poter andare a scuola, che sa poter biere, su scumpazzo e giocare paris. Abbiamo sconnotto un mondo a fondo issuso e noi siamo a tornare a su connotto. Può questionare de todas cantas costas cosas abbiamo mandato a un studioso di livello alto, Esther Cois. Grazie a Esther può essere oggi con noi. Saluti. Esther, innanzi di entrare in sconto disintervista, contanos un po' chi è Sese, come è nascita e pesata e sui studi che ha fatto. Posso dire che sono faccio, no? Così vi saluto, non riuscivo. Se nasce pesata a San Rocco, ha poi studiato finché si era di 19 anni, ha vivuto in San Rocco e poi si è andato a Castello, dove ha poi studiato in Scienze Politiche, dopo si è andata a Torino e mi si è ubicata in un dottorato di ricerca in sociologia e ora lavoro come sociologa all'Università di Castello in Scienze Politiche, un'altra volta si è tornata come professoressa e in architettura. Due cose che potete comparre differenti, ma per me punti da canta su una consacra, quindi devo essere una sociologa che studia sul territorio mentre si nada, e sì che è una materia che anda bene con scienza politica e con architettura pure. E come ti nasce da questa passione, questo interesse un po' sarebbe questa cultura nostra e poi sui studi che fai, se ti ha azuato in questa schirca che fai, questa conoscenza della lingua, della cultura nostra, hai saputo cosa vi importa facendo questa schirca? Per me non è un interesse che nasce dopo, è naturale, perché Deus è stata casata da nonna mia in sardo, sappiamo lingua che ha poi questionato, imparato con italiano, e ha per esempio questionato in sardo con nonna mia, che non vive di tica, e con babbo mio, vinse la ultima dire della vita sua, una vita e mezzo di faidi. Mi sembra che sia benissimo, poi conosci un'altra lingua è una maniera di avere mente e quando ho imparato altre lingue, come inglese, su francese, su spagnolo, vi già predisposta ad questionare e mi serviva benissimo, poi ho potuto lavorare meda come sociologa del suo territorio in Sardegna, ho fatto meda ricerca in Ibiza e questionare questa lingua serviva benissimo, poi lui può questionare con sa gente di adesso, su filtro, su poi sciri le cose di intro, no, come una che viene da te ne più fiducia a gente forse quando li questionano in lingua comprendi in meda del bruso le cose che devi studiare. Questionare questa lingua è meda più facile a comprendere come funziona tutte queste cose in famiglia, in vita, sicché mi serviva benissimo, mi serve poi pure meda. Cantare casamos in Sarbidar nostra sa chi forse noi schimos de dennere noi non orbidimmo medar borta mi pare de più arretrato del curso che semus forse tenemos un curso che namos in italiano complesso di inferiorità posa manera de biere come te facimos impresa come tenimos aziendas pare che noi si orbitiamo come gente che non è buona a mandare avanti un'azienda, invece non è gara. No, non sta ici, guarda, in agricoltura, poteva studiare me da agricoltura, sarà Sardegna e poi sta bene. I miei giunti me da giovane sono venuti orrendi, muovere azienda in agricoltura, me da femmina, e sempre stati a Sardegna, forse è un'eccezione, alcuna cosa che è stati studiata a forza come ti dici in italiano una rosa esotica come ti terra poi ti avvia da me da differenti femmina sa podianta di un'azienda e non tu podianta vai in altro luogo di città in altro luogo del suo mondo sicché questa è una caratteristica di Sardegna Veneti ed è qualcuna cosa in pruso per me, non qualcuna cosa del manco di altre parti dell'Italia. Esther, un po' quali sono i interessi tuoi di Kirka in università? Tu hai arbitro e studiato sul territorio. Ite arbitro, ite arvivido, una cosa che ti ha fatto ispanto me, che probabilmente manco ischiasa che tenimisi, ma cosa che noi non conosciamo e che danno un valore.
Devo studio meda, commenti su spazio, di cittadisi, a seconda dei commenti punti organizzata, fa in modo che sa gente, che sia da un IP, che sia un beccio, che sia una femmina, un uomini, punti trattati in maniera differenti. Poi questo tipo di vai, traballai, si muovi, si svegliai. Questa cosa non ci ho mai pensato prima. Che non è stessa proprio cosa. Tu tenesi s'idea che sei un cittadino, una cittadina e tenesi proprio diretto su. E non sta ici. E questa è una cosa che ho imparato in Misano, su studiati, succede con le politiche, che si fa in città, succede con le famiglie. In questo momento è questa cosa che stiamo studiando meglio, poi in università di puro. Non tutti su punti, università che devono essere sul luogo, hanno tutto su punti uguali, e non sta ici, ma anche su università. Sicché questa cosa, questa differenza tra la gente che non si vede, poi chi non ci pensa da manco sindacato, è questa cosa più interessante che più scrovetto che stiamo studiando in noi, a intro e a forza delle università. Nammoso. Se uno ottiene la fortuna di nascere ed essere pesato in un luogo di una città, di avere più possibilità di uno che è stato non ero all'Accanasa, ma poco distante di questo luogo che può tenere più servizi, che può essere più centrale. Come ti si narra, essere pesato in una, che in italiano, periferia, ti condiziona di sa vita. Bella. Però imparase pure a arrangiare. Deus è una debita, abbiamo sempre un mezzo orgoglio. Quando ti devi arrangiare, quando devi agattare a solo la soluzione per ogni problema che ti può capitare, sei pronto a affrontare ogni altro tipo di sfida che hai agattare in suo lavoro. Se sei acostumato a agattare la soluzione di ogni volta che ti capita da un problema nuovo, non di casa di morire, che devi fare alcune cose che non conoscevi prima. Poi sei sempre uno che arriva dopo, sei uno a provare quando arriva in città di una vita, e questa cosa ti serve benissimo. A me serviva benissimo quando sono andata fuori di città, in tutto il mondo. Poi sei sempre una femmina di vita che vedi ogni cosa, commenti che si andando a Castello, a New York. Per me casi sta proprio cosa, poi è un mondo che non sei nasce, quindi puoi imparare a mi muovi, e una cosa per me forse questa cosa più importante che pudente, che mi permette di lavorare in università di questa ricerca. Come entriamo un poco in su tempo di oggi che siamo vivendo, su coronavirus credo che ha cambiato tutto un po' la vita della gente, di tutto canto, sia un professionista universitario, ma un altro che riballi in calisi sia il logo. E in sa chirca che si fa, in sa chirca che fa, se già vinde te è succedendo in questa società, e ti è capitato in questo anno che pare che noi non siamo manco ammorvividi. Siamo stati inserrati in domo, non abbiamo morbido gente, e siamo sbarrati un po', come ti si narra in italiano, sospesi. Questi proprio aici, questo 15 mesi noi, funti stesso, è meta difficile, il testo è da essi, dei miei innanti, si vuoi questo che cambiamo con me, su questa maniera come ti pensavo a sa vita, a esatto, a chi non conoscevo, sa di morire, a gattare a qualcuno che non conoscevo, se è arrivato, chi dare di su virus, questa cosa poi si muove a fuori del domo, ma si cambia un mega per me sul sentito della morte, poi la possibilità di morire a solo. Poi ognuno di noi è denoso a riverdi qualcuno, forse sì, questa famiglia mia, babbo mio è molto solo, e noi ormai siamo pensare una cosa di aici, questo che in italiano si narra un trauma, e c'è da voler per me questa società, per tutta questa società, medesimo tempo, quando è innanzi, può pensare che questa è una cosa che potevi succedere, non ti mai pensato, c'è tipo da pensare, sicché è cambiata la vita, momenti dei noi innanzi si muovevano, chi vi chiamava su un dramma o no, e questo che pensavo un po' Sabini della vita di ognuno, sicché cambiò di avere su tutto, noi scelti di essere rausi in domo. In una ida,
questa pandemia l'amor vivida forse in una maniera differente della città. Secondo te è una differenza tra chi è ha vivido questa pandemia che si è arrivato a correre in domo in una città o e chi è spotito a barrare in una ilda? Per me questa città di connota a di stroccio i biddas, poiché sicuramente non si potevano spostare da 200 metri, mi pare, non mi ricordo bene, 200 metri, sicché sa gente se si deve arrangiare in città di Urso, come già via da in biddas, poi si donare aiuto su un satro, ci sono state a medesima associazione, sicuro in Castello, che si sono indicato proprio questo compito di aiutare questa gente che via da accanto in subvicinao, sicché non fiera una maniera di considerare questa città di come introdotto una cosa a sola, ma tanti vicinavi ticchetus e ognuno provava a dare aiuto a chi ne ha da vedere sul traballo, chi ne ha da solo, i vecchi, i spipiosi che vivono a correre in domo, sicché c'è stata per me una specie di vicinanza, a suo contrario però, perché ogni volta non ti vede se ti tenti a ciccare le stroci sa città e in pandemia succede il suo contrario con me. Ma qualche cosa che in tutto questo tempo di pandemia hanno iscritto in medas di questo tempo malato, ma qualche cosa che ancora dobbiamo risischiare e che è importante, visto qualche cosa che andava bene, che sta andando bene. Tu prima ha scontato una maniera differente vinsa di stare in su ichinato, di scoprire un ichinato, in sa città del metà volta magari uno pensa da un ichino in sa mattessi carrela a distanza di un metro, ma lo conosce, non è che manco chi este. Ma qualche cosa che da questa pandemia di poter dei simmos potremmo orleare con mente buona. Per me c'è una cosa che mi pare che sia forse sia anche una cosa buona, poi te uso imparavo a donare meda valore a suo tempo, non c'è a suo spazio. In modo si questiona da me poi tra i sociologi del suo territorio di esercitare di 15 minuti, questa è una cosa che si usa studiando in questo momento. Questa pandemia stati accostumato a pensare a esercitare dove si muoveva, di poter usare tutto questo che si srevidi in uno spazio di poter dove si poteva muovere a entro 15 minuti. E questa è una, per me è una grande cosa, perché è meda più sostenibile, come si narra in italiano, queste città, poi di volta da non imparare sempre questa macchina o di muovi con noi. Per cui diciamo che la pandemia è servita in qualche modo come prova della tenuta del tessuto sociale, dello stato sociale in condizioni di emergenza e si è rivelato, almeno sembra, per l'appunto, ripeto, dall'insieme di episodi che si stanno moltiplicando, funzionare in una condizione nella quale soprattutto i più vulnerabili hanno delle condizioni di rischio ancora maggiori. Commente sa famiglia, sa persone si sono organizzate, noi siamo orbitinde, mi pare, un po' così si da questo momento gailezzo, ma forse sì, questo che abbiamo vivido l'abbiamo saputo in sos effettos in sos meses, come va sui problemi su triballi, certo. Sicuro. Sar femmina, me dal porta, io penso, quando una femmina triballia, ad attendere la fortuna ancora di avere uno triballium, me da orta sa gatta in domo a mandare avanti la famiglia, a triballiare, commente sa femmina hanno vivido questa pandemia, chiedono figli, chiedono gente malata in domo, che forse in ospedale non si poteva andare. Certo. Avevamo un prezzo a me da atto. Noi siamo studenti in molte succede ai femmine che traballano del domo, poi questa sa che anti dentro sa fortuna de un po' di tenni su traballo e penso a me pure, poi da dipendenti pubblica, sicché su traballo è stato convertito in traballo del domo con su computer. Però in domo succedeva, poi non tutti i domus sono in mannasa. In mezzo domus c'è in mezzo gente che non può di bessiri e che in ogni minuto ti sveglia da chi deve si traballare, specialmente i punti viticus, i punti persone malate, che non può intentare in altro luogo. Sicché le femmine antivagau con sa salute, e mezzo ottas, tutto questo 15 mesi, onde puntava a corrada, traballando a suo proprio tempo,
tenendo su compito di si occupare de dottu, sa domu e sul luogo di traballo e commenti che vi senti diventato una cosa fetti. Ed è stato un danno mannissimo. Può dirsi che questa maniera di lavorare ha diventare più praticata d'ora innanzi, ma non è su modo per me l'uso di lavorare. Io pure penso che forse si no ammorbito le conseguenze di questo problema, vedo che le femmine si sono accostumate, si sono arrangiate come fanno quasi sempre a mandare avanti la famiglia e sul ribaglio, ma tu non puoi pensare che una persona si può mantenere in salute, in mente, ribagliando e facendo tutto in suo proprio luogo, certo. E forse è questo il problema. Questo è il problema principale. Max Weber, che è un grande sociologo, narra che la modernità è nasce quando su traballo si è distinto come luogo da Sadomo, sicché quando in questa eccezione emergenza come ti Deus zerriata, questi due logos si punti a rutto su una pizza e s'altro, la modernità di questi verdi e non sono seuso abituati a non può di bessire, non può di scegliere di fare alcun'altra cosa, a su cinema fai una passillata. I femmine chi niente già sa su compito di occupare della famiglia no, anzi pozio dividi su tempo su tra le cose, sicché su prezzo come tapunau prima è stato di adero su medato e non usciu che antessi conseguenze di noi in antisi. In si studi che fa, che se i sorziros che fa, che tu vedo che arzirato e ziras sul mondo, bada carchi nazione, carchi luogo che in questa pandemia ha cercato di avere carchi modello o po' più sostenibile come ti in italiano, chi ha cercato di azzonare di più la femmina, chi ha cercato di fare in maniera che la gente non si maladate vinsa in sagonca. Questa pandemia l'ha vivita come un grande problema, ma per logos dell'Europa, del mondo che sono più adanti secondo te? Per me no, voi è stata una sorpresa per tutti, si punti tutto a Barrauso, che se scirita vai a sinizio. In moi anche una cosa c'è, voi da buonai in Inghilterra vi da posta malissimo a sinizio, forse di Saveuso in Europa. Però si punti vinigao in Manigas e cominciavo a vaccinare dottus meda prima de nosu e puntavo non tanto su sa responsabilità di dessa gente come ti ho fatto nosu, ma decidio i tavai e non su tutte piante vai, sicché pure sa considerare che in Italia per me è stata a me di confondio sa gente che tutto questo che accade è colpa tua, non è sta ici. E in Inghilterra questa cosa Dante comprende prima per me e infatti ne punti bessi uso prima de noso. Sicché questa maniera di considerare questa pandemia come una colpa della gente e non come una cosa che è sul sistema, su sa società, sa politica, che depiti Seconomia pure, certo. Per me è stata questa cosa che ha fatto dire in alcuni luoghi una soluzione più lesta per i bessiri di questa pandemia. Poss'altro no, non ha più grandi differenze. Certo, ci sono stati luoghi, ma per me non è questa soluzione migliore come sta Corea, Bonai, ma punti dittatura, sì che forse se non è questa strada meglio de vai, ma per il resto no, tutto è simbillata di un luogo all'altro. Tornando invece a terra nostra, questa è una terra di biddas, di relazioni forti. Questa biddas forse si hanno montato un'identità più forte in questa pandemia, ma sono sempre più boidas. Prima adesso sono giovani si cantano. Come teniamo a bessire da esarbiddas di Uruenza, da una ida a questa pandemia? Come teniamo a esarbiddas nostra finita questa pandemia?
I bidda santi vagao il 68 un prezzo medato, poiché la sanità in Sardegna negli ultimi 10-20 anni si è andata dei biddas e parrao pochissimo. E in questa pandemia adesso si review a tenni ospedali o altri luoghi dove la gente da poi andare pure può uscire i tavai, perché la gente non scende i tavai. Ma questo che succede in Ibiza negli ultimi 30 anni, i giovani si vanno andando atteso, sempre di bruso, per me ha dato rea cominciare. Ad esempio, abbiamo leggendo proprio una ricerca di queste cose e in 30 anni tutti i savati del capitano del mese, del sulci, soristano, nuoro, perdi altro su 25% dei giovani e della popolazione, sicché ha dato rea cominciare, poi la pandemia ha impoverito ancora di bruso i logos che vi antaggiai non posto bene prima e poi pure di bruso, sicché poi i posti di traballo che si punti verdi sono punti tutto posto di traballo che viene dei giovani, sicché si antandai per me dei vidas sempre dei bruso, dei vidas ma pure della regione, pure dei città, sì. Il nostro piano di eguaglianza di genere è stato approvato per l'Università di Cagliari agli inizi del luglio dello scorso anno, del 2020, quindi è già operativo, ed è però frutto di un lungo processo che è iniziato proprio nel momento in cui si è avviato il progetto Supera e che avrà ancora, per quanto riguarda il progetto Supera, una durata fino alla fine del 2022, quindi un progetto quadriennale che ha avuto come suo output principale proprio il Gender Equality Plan. Perché è così importante? Perché questo strumento, che è un piano strategico, è l'esito di un processo, ma è anche l'inizio di un processo che è quello di sostegno e incentivo all'uguaglianza di genere anche in un ambiente, e soprattutto in un ambiente di formazione, ricerca e lavoro come quello universitario. Il piano di eguaglianza di genere prende infatti, spunto da alcune delle indicazioni della Commissione europea in materia di consapevolezza delle diseguaglianze di genere ancora persistenti nel mondo del lavoro e soprattutto la consapevolezza che il modo in cui la conoscenza scientifica viene generata, applicata e diffusa non è mai disgiunto, dal sistema strutturale globale in cui le università sono inserite. Per cui ogni organizzazione di ricerca, anche le organizzazioni di ricerca, presentano ancora delle rilevanti asimmetrie di ruolo tra uomini e donne, presentano ancora l'attivazione di stereotipi di genere, sia nell'ambito della didattica che della ricerca. A tutte queste questioni il Gender Equality Plan, come piano strategico, deve provare a dare una risposta, ma soprattutto delle azioni concrete. Tu dai pago sempre stando in su mondo, ma come entriamo su mondo e su università, che è un mondo, un pago troppo del maschio, certo. Dai pago sono stata nominata in su gruppo del noi prorettore dell'università di Castello e Triballe, sei stato a delegare l'uguaglianza di genere. Ed è la prima volta che succede in università di Castello e commente sull'università di Castello, ma sull'università di Ottavis italiana e mondiale, commente tratta al femmina, dare le mattissime possibilità di due uomini, la strada è ancora lunga, poi in università di Uru c'è questo che noi seriamo questa gravettura dei birdi. Poi tu che sei femmina o uomo, ipotesi entrare in università, ricerai titoli di studiare, però quando devi andare avanti. Certo, tu i pisi che hai obiettivo che vuoi arrivare, poi si imbirdi ti permetti di dedubire, ma che sei una femmina è meda difficile a segare che sei sola, poi devi ogni volta decidi che si fillus ti devi primai, che non ti puoi spostare, poi tieni cose fai in famiglia, ti passano innanzi tutti gli altri, sicché tu puoi entrare, non ci punti pregiudizi in trend in università, ma che tu raggiungi esposizioni brusate a situazioni ancora meno differenti tra i femmini e i uomini. E sicché questa idea che uso dentro, che su rettoria di dentro, quest'anno posso per prima volta donare una delega su uguaglianza di genere, sarebbe a comprendere che si può fare in modo che i femmini e i uomini possano decidere di fare in sa vita e
forse si arriva a essere pure rettrici, come già è succede in Università di Castello. Questa varietà tra uomini e femmine non è scelta una cosa giusta, ma è una cosa che srepiti. Poi quando i femmine non possono spendi questo che hanno studiato, po' tutto su questa società tutto impari, questo olinnaia questa società si perdendo metà dell'energia che poi imparare può andare in antisi. Sicché noi scetti una cosa giusta, ma è una cosa che srepiti. Srepiti a tutti, non scetti i femmine. E l'università ti dà questo compito di imparare ai studenti e studentesse che potenti vai tutto su chi volinti, ma non scetti poi testi una cosa bella, buona, ma poi testi una cosa che si ripete a tutti, no? Non è una cosa scetti dei femmine, questa è la prima cosa con me. Secondo te, questo prima ha fatto una cosa un po' meglio in porto, ma talvolta la femmina deve decidere tra sa carriera su tribaglio e sul figlioso. Come si deve decidere questa cosa? Cioè, che si può fare? Noi da anni stiamo questionando di questo problema, ma mi pare che non dessimo ormai. E te tocca di fare, e te soluzione. La prima cosa è pensare che i figli sono tutti scelti da sua mamma o da suo babbo, ma i figli sono un guadagno prodotto su questa società, e sì che è questa società che deve pagare questo che si chiede il costo dei figli, questo che costa, non scelti poi i figli ha bisogno di papà e di si vestire, ma del suo tempo quando si occupare dei figli. Sicché in Italia, in Sardegna specialmente, teniamo ancora troppo spago su asilo, su vonai, in università di puro, e noi de occanno stiamo investendo in asilo a intre università di puro, poi è una maniera di noi. Sicuramente i figli sono venuti dedottos, poi ti srebinti po' dottos, può pagare in pensione, se non ti vuoi una cosa, e si diventi troppo spagos, sicché non conviene da nessuno, in Sardegna specialmente. In Sarasaki, se uso tutto convinto che questo è un guadagno prodottos, non è possibile lasciare una femmina o un uomo puro a decidere in modo che mi devo occupare a solo o a sola. E questa è l'unica maniera di fare in modo che si faccia entrare per figlio e che ognuno e ognuna possa lasciare li fa in sua vita. Ma non bisogna che viene all'università di Benidorm e tu te idea di questa università, come te deve cambiare? E questa è una domanda molto difficile per me, devo questionare questa università, poi sei delegata in luogo del suo rettore, ma si già cambiando questa università, poi questa università non è più un luogo serrato, a 11 punti certi gente che questiona in modo strano, che non si comprende nulla. Questa università è un luogo che deve questionare sempre, con tutta la società a un disagatta, ogni studente, ogni studentessa tiene una famiglia a proprio spalle, sicché l'università di ogni volta che impara da alcuna cosa e sti questionando di adesso con tutto esatto, sono scetti con gli studenti e le studentesse, e devi stare in meda attenta su chi narra su tipo di conoscenza che tendi a diffondere su tutto a giro, sicché per me la cosa più importante che devi fare è fai partecipare sempre dei brusu tutto su gusto che vivi in grandi parti della propria vita, non scetti i professori o i tecnici amministrativi, studenti e studentesse, ma tutto su territorio è un lavoro di tutto. L'università è un luogo dove si può fare, dove si può questionare, dove si può imparare, ma non scetti qualcuno. Tutto. Ed è una responsabilità di me da manna, ma per me l'università è stipendita in noi. E per questo sono molto contenta di fare fatti pure per questo che abbiamo detto prima, per la parità tra uomini e femmine. Ester, io ti do grazie per aver accettato questo attopio, per aver cercato di non narrare come funziona l'università e finché come questa università è cercando di essere più moderna, di essere più aperta alla società e di fare in maniera che la cultura e la conoscenza siano una ricchezza per tutto quanto. Certo. E spero pure che sia un piacere di tornare a essere con noi, a questionare sempre l'università e finché di un'università che è
più a misura, più attenta a sorbisogno delle femmine e dei giovani. Tengo 6 anni annanti, sì che come da presente. Grazie Esther.